Commissario del Governo per avviare l'intervento risolutivo per recuperare la viabilità e la sicurezza della strada. Oggi terzo appuntamento delle iniziative organizzate dall'Istituto Leonardo nell'ambito di Agrigento 2025. L'Unipa Agrigento domani organizza un Welcome Day 2025, saranno presentati corsi di studio che si svolgeranno nella sede distaccata di Agrigento per il nuovo anno accademico. Eletta la nuova governance del GAL Sicilia Centro Meridionale, il sindaco di Camastra Dario Gaglio è il nuovo presidente. La CGIL di Agrigento apre la campagna referendaria sui temi del lavoro, appuntamento il prossimo 3 marzo presso l'Aula Pellegrino del Libero Consorzio. Presentato il Carnevale a Favara, ritorna dopo 5 anni di assenza. Goal collection della 25esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi di TV Notizie, giovedì 27 febbraio. Si è svolta stamani ad Agrigento, presso il Tribunale dell'Aula Livatino, un'assemblea aperta per manifestare le ragioni dello sciopero dei magistrati alla luce delle riforme costituzionali. Il servizio. Si è svolta stamani anche ad Agrigento, presso il Tribunale, nell'Aula Livatino, un'assemblea aperta per manifestare le ragioni dello sciopero dei magistrati alla luce delle riforme costituzionali. Ne hanno discusso tra gli altri il procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo, Wilma Angela Mazzara, presidente della sezione GIP-GUP del Tribunale. Lo scopo dell'assemblea è stato quello di aprire una riflessione in ordine ai principi di indipendenza e di autonomia della magistratura all'impatto della riforma del sistema giudiziario. Lo sciopero, indetto a livello nazionale, è stato proclamato dall'Associazione Nazionale Magistrati, l'ente di rappresentanza sindacale della categoria, per protestare contro il disegno di legge per la riforma costituzionale della giustizia. La questione principale è la cosiddetta separazione delle carriere dei magistrati, da decenni un tema caro alla destra, ma contestato tra chi esercita la professione. Prevede l'istituzione di carriere nettamente distinte tra i magistrati inquirenti o requirenti, cioè i pubblici ministeri che conducono le indagini o quelli giudicanti, i giudici che emettono le sentenze. Secondo l'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, la riforma della giustizia mette a rischio autonomia e indipendenza della magistratura. Per dare risalto alle sue ragioni, l'associazione ha organizzato per oggi una mobilitazione molto ampia. Il programma dello sciopero prevede assemblee pubbliche e manifestazioni dei magistrati in 29 città d'Italia. Come era successo lo scorso 25 gennaio, il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, i giudici indosseranno la toga con la coccarda tricolore e terranno in mano una copia della Costituzione. Anche a Roma sarà previsto un flash mob sulla scalinata del Palazzo di Giustizia in piazza Cavour, sede della Cassazione, con un'assemblea pubblica. Lo sciopero era stato deciso durante l'Assemblea straordinaria nazionale dell'Associazione Magistrati lo scorso 15 dicembre. Anche di questa protesta sono proprio le ragioni che vorremmo illustrare oggi alla cittadinanza e non soltanto agli operatori dei diritti, quindi avvocati e magistrati. Le ragioni sono semplici, crediamo che questa prospettiva di riforma non apporti alcuna utilità, alcun miglioramento al sistema giudiziario, al sistema processuale italiano, ma sia in realtà il primo passo, il primo step per un processo, per un percorso che potrebbe togliere indipendenza e autonomia al pubblico ministero, in particolare alla figura del pubblico ministero, che noi vorremmo che rimanesse nello stesso ordine giudiziario insieme ai giudici, così come prevede oggi l'architettura costituzionale del sistema processuale italiano. Circa il dissesto idrogeologico di Via Crone c'è stato un incontro tra il Comune e il commissario del Governo per avviare l'iter risolutivo. Approfondimento. Sulla recente frana avvenuta in Via Crone interviene oggi il Comune di Agrigento impegnandosi a predisporre entro la settimana in corso il documento di indirizzo alla progettazione che definirà le attività da svolgere, gli interventi necessari, i tempi e l'importo dei lavori per recuperare la stabilità e la sicurezza rimediando al progressivo deterioramento del versante della stessa Via Crone.
già rilevato nelle cartografie del piano di assetto idrogeologico, cosiddetto PAI, con il supporto delle relazioni tecniche elaborate dal geologo di AICA e dal responsabile della protezione civile del comune. Saranno quindi a breve, afferma il comune di Agrigento, avviate le procedure amministrative e tecniche preliminari alle opere. Così come è stato sancito durante un incontro con l'ufficio del commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico in Sicilia, tra l'ingegnere Sergio Tuminello, soggetto attuatore, e una delegazione del comune di Agrigento composta dal sindaco Franco Miccichè, dall'assessore ai lavori pubblici, ingegnere Principato, dal dirigente ad interim del settore lavori pubblici Alberto Avenia, con la presenza dei rappresentanti dell'AICA. Il sindaco Miccichè, al termine del confronto, ha dichiarato: ringraziamo il commissario del governo, ingegnere Tuminello, per l'approccio concreto e collaborativo, l'onorevole Di Mauro per il supporto nelle interlocuzioni con la Regione. Stiamo lavorando con la determinazione affinché si possa risolvere definitivamente una problematica che da anni interessa la via Crone. L'amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l'iter progettuale, garantendo un costante aggiornamento alla cittadinanza. Terzo appuntamento oggi allo Spazio Temenos, organizzato dal Liceo Leonardo di Agrigento, inserito nell'ambito delle iniziative di Agrigento Capitale della Cultura. Sul dominio dell'algoritmo si è discusso del progetto MKN3Net, alla presenza del ricercatore, il professor Giacomo Guzzone. Le interviste. Terzo appuntamento oggi qui allo Spazio Temenos sul dominio dell'algoritmo. Oggi è il terzo appuntamento della nostra settimana della cultura scientifica, che è dedicato ad una grandissima scoperta scientifica che è stata presentata alla comunità internazionale proprio il 12 febbraio scorso e che ha avuto grande risonanza sui media nazionali. Si tratta della scoperta di una infrastruttura di ricerca sottomarina che è stata istituita al largo di Capopassero per lo studio dei neutrini da parte dei laboratori nazionali del Sud dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che sono coordinati dal professore Cuttone. Il professore Cuttone è l'ospite di questa giornata. Per noi è davvero un grande onore ospitare uno scienziato di così chiara fama, che oggi viene a presentare, dopo averlo presentato il 12 febbraio scorso alla comunità scientifica internazionale, questo progetto di ricerca che a suo dire avrà anche delle incidenze sulla crescita economica e sociale della Sicilia e non solo. Quindi siamo pronti ad ascoltarlo, orgogliosi di poterlo ospitare. Ecco, oltre allo Spazio Temenos c'è anche un altro appuntamento al Pala Congressi? Con gioia direi. Oggi iniziano le 2 giornate dedicate alla scienza per i bambini. I ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che sono 13 giovanissimi ricercatori, hanno allestito una serie di laboratori all'interno dei meravigliosi spazi del Pala Congressi, per quali ringraziamo il direttore del parco, architetto Sciarratta, per averceli concessi. Hanno allestito all'interno del Pala Congressi dei laboratori cui prenderanno parte bambini della scuola primaria di quasi tutte gli istituti comprensivi della città. Saranno 2 giorni, direi, di scienza ma anche di festa. Sono accompagnati dai loro docenti ma anche dai loro genitori in qualche caso. Ecco, lei oggi presenterà ai ragazzi del Leonardo il progetto KM3Net. Di cosa si tratta? KM3Net è un progetto finanziato anche dalla regione siciliana, che è un progetto internazionale che prevede la realizzazione di un telescopio sottomarino per la rilevazione di neutrini di altissima energia a 3.500 metri di profondità, 100 km a largo di Portovalo di Capopassero, qui in Sicilia. Questa è un'infrastruttura di ricerca europea che vede la presenza di oltre 10 paesi europei e poi del Marocco, Sudafrica, Australia, e che sta portando grandissimi risultati, è dedicato allo studio dell'universo e proprio un paio di settimane fa abbiamo annunciato la rivelazione del neutrino di più alta energia mai visto sulla Terra, che è un neutrino sicuramente che viene fuori dalla nostra galassia, quindi fuori dalla Via Lattea, e che porta informazioni che ancora dovranno essere studiate
per comprendere i processi più catastrofici, più esplosivi che hanno retto e continuano a reggere l'evoluzione dell'universo. Ci sarà un'interlocuzione con i ragazzi? Assolutamente sì, il nostro obiettivo è sempre, soprattutto con i ragazzi che rappresentano il vero futuro del nostro paese, ma io dico della nostra regione, è importante interloquire con loro. Noi con questo risultato abbiamo portato la regione siciliana, la Sicilia, all'attenzione dei più grandi giornali e testate a livello internazionale, e allora far capire che in Sicilia si possono fare grandi cose, si può fare ricerca e può essere una regione nella quale si può decidere di restare e di fare la propria attività anche in Sicilia è per noi importante, perché la nostra è una grande regione. Ecco, questa scoperta che è stata fatta qualche giorno fa proprio in Sicilia è un fatto straordinario, tanto è vero che ne hanno parlato a livello mondiale. Sì, questa scoperta ha avuto un'eco mediatica a livello mondiale, New York Times, Washington Post, CNN, Reuters, Le Monde, Figaro, giusto per dire i principali, ma veramente abbiamo fatto il giro del mondo, e portare la regione siciliana, il nome della nostra regione, a questi livelli per fatti positivi che dimostrano la capacità che ha la nostra regione di ottenere grandi risultati, è per noi un momento di orgoglio che vogliamo condividere con i ragazzi proprio per dare loro una speranza vera per il loro futuro, che è la cosa più importante. E si terrà domani, venerdì 28 febbraio alle ore 9:30, il Welcome Day, giornata di orientamento dell'Università degli Studi di Palermo, presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, nella sede di via Quartararo. Saranno presentati i nuovi corsi di studio. Si terrà domani alle 9:30 il Welcome Day, giornata di orientamento dell'Università degli Studi di Palermo, presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, nella sede di via Quartararo. La giornata prenderà il via con i saluti istituzionali del rettore Massimo Midili, del presidente del Polo Giovanni Francesco Tuzzolino, del delegato dell'orientamento per il Polo Territoriale Universitario di Agrigento Francesco Paolo Madonia. Seguiranno gli interventi del responsabile della promozione dell'offerta formativa dei poli territoriali Maria Claudia Bruccoleri, dei coordinatori e dei docenti dei corsi di studio attivi presso il Polo. Infine gli studenti universitari dialogheranno con i futuri iscritti. Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, forte del successo delle precedenti edizioni, accoglierà le scuole secondarie di secondo grado e i loro docenti per presentare una ricca offerta formativa dell'Ateneo per l'anno accademico 25-26. Saranno fornite informazioni sulle modalità di accesso ai corsi, sui servizi disponibili per gli studenti nella sede di Agrigento, al fine di supportarli nella scelta consapevole del percorso universitario. Durante il Welcome Day, docenti e studenti senior offriranno una panoramica dei corsi di studio attivi presso la sede di Agrigento, illustrandone le peculiarità e gli sbocchi occupazionali. Saranno inoltre presentati 2 nuovi corsi di laurea particolarmente legati al territorio agrigentino e alla valorizzazione delle sue risorse. E sono lingue e traduzioni per i servizi culturali del territorio, tecnologia e diagnostica per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale, che si aggiungono ai corsi già attivati in architettura, economia e amministrazione aziendale, educazione al patrimonio archeologico, scienze dell'attività motoria, infermieristica, scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria, servizio sociale. L'iniziativa, organizzata dall'Università degli Studi di Palermo in collaborazione con il Polo Territoriale Universitario di Agrigento e il Consorzio Empedoclo Universitario, con la partecipazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario, rappresenta un'importante occasione per fare conoscere agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio l'ampia offerta dei corsi di studio e le strutture didattiche e bibliotecarie nelle sedi di Agrigento. Eletta la nuova governance del GAL Sicilia Centro Meridionale, il sindaco di Camastra Dario Gaglio è il nuovo presidente. Il sindaco di Camastra Dario Gaglio è il nuovo presidente del GAL Sicilia Centro Meridionale, cui fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento.
Vicepresidente è stato nominato Giuseppe Scibetta in quota CNA. Amministratore delegato riconfermato l'uscente Rosario Marchese Aragona, presidente regionale di Confagricoltura. Del nuovo consiglio di amministrazione fanno parte il sindaco di Favara Antonio Palumbo e Vincenzo Lauricella. Confesercenti. Gaglio prende il posto dell'uscente onorevole Maria Grazia Brandara, che ha ricoperto l'incarico per oltre 3 anni e mezzo. Mi preme ringraziare, ha detto il neopresidente del GAL e l'Assemblea dei Soci, che ha voluto che io ricoprissi questa carica. Un grazie va al presidente Maria Grazia Brandara, l'uscente, per le tantissime iniziative che ha portato avanti insieme a tutto il CDA e agli uffici di piano. Sono veramente lusingato, aggiunge Gaglio. Con il nuovo consiglio di amministrazione daremo continuità al lavoro svolto in precedenza. Le tematiche che affronteremo, conclude, sono quelle che riguardano l'ambiente, l'innovazione, la digitalizzazione, perché lo richiede l'Europa. L'obiettivo del nuovo CDA del GAL, dichiara l'amministratore Rosario Marchese Aragona, è quello di chiudere la vecchia e aprire la nuova programmazione. I dati sono confortanti e il nostro compito è quello di portare finanziamenti a imprenditori e comuni che ricadono nell'area del GAL. Con molto piacere, ha dichiarato Antonio Palumbo, sindaco di Favara, ho accettato l'incarico all'interno del CDA del Gallo, un motivo in più per impegnarci in questa struttura che ci permetterà di fare investimenti importanti, portare avanti dinamiche che puntano alla crescita e allo sviluppo del territorio. Voglio rivedere, ha detto Lindo Terrana, direttore del Galle, i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neopresidente Gaglio, all'intero CDA. Entriamo in una fase delicata della programmazione 21-27 e chiudiamo la fase 2014-22 con una serie di impegni nei confronti delle aziende private e dei comuni che sono in corso, che porteranno sicuramente a buon fine le iniziative imprenditoriali dei vari comuni avviati. L'architetto Lindo Terrana, il direttore del GAL Sicilia Centro Meridionale. Stasera il rinnovo dei vertici del gruppo di azione locale e ovviamente si riparte con questa nuova programmazione. In un proficuo e sereno clima di lavoro e di collaborazione, stasera si sono conclusi i lavori dell'Assemblea del GAL Sicilia Centro Meridionale, all'interno della quale sono state elette le nuove cariche sociali. Faccio gli auguri al nuovo presidente, il sindaco di Camastra, il vicepresidente Giuseppe Scibetta, all'amministratore delegato Rosario Marchese Aragona e agli altri 2 nuovi componenti di buon lavoro, anche perché entriamo in una fase estremamente delicata della programmazione 21-27 e chiudiamo sempre in un momento ancora molto più delicato la fase di programmazione 14-22, con una serie di impegni nei confronti delle aziende private e dei comuni che sono in itinere e che porteranno sicuramente a buon fine le iniziative imprenditoriali e le infrastrutture pubbliche avviate. Col nuovo Consiglio di amministrazione ci saranno molte opportunità da affrontare, sono sicuramente certo che si riuscirà a fare un ottimo e proficuo lavoro per il futuro nell'interesse del territorio e dello sviluppo delle condizioni fondamentali affinché si possono avere ottime ricadute in ambito di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. Ma il nuovo gruppo fondamentalmente l'obiettivo è quello di chiudere la nuova programmazione. Devo dire che tanto lavoro è stato fatto dalla precedente governance, siamo addirittura d'arrivo con la vecchia programmazione, ci auguriamo, almeno i dati sono molto confortanti, di chiuderla ottimamente e poi ci apprestiamo al nuovo GAL, quindi alla nuova programmazione. Ecco, per lei una conferma all'interno del CDA? La mia è una conferma nel segno della continuità e al servizio delle nostre imprese. Oggi con piacere ho accettato la nomina dei colleghi all'interno del CDA,
un motivo in più per impegnarsi in questa struttura che ci permette di fare investimenti importanti, di portare avanti dinamiche che puntano alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. In particolar modo, come tanti sanno, l'intervento importante che abbiamo realizzato tramite GAL all'interno del castello Chiaramontano di Favara, che ci permetterà a breve di consegnare alla città ma alla comunità dell'intera provincia un museo multimediale delle vie dello zoo. Dario Gaglio, sindaco di Camastra, cosa rappresenta per lei questa sua nomina a presidente del GAL Sicilia Centro Meridionale? Innanzitutto mi preme ringraziare l'Assemblea dei Soci che ha voluto che io ricoprissi questa carica. E ringrazio pure l'ex presidente del GAL, l'onorevole Maria Grazia Brandara, per le tantissime iniziative che ha svolto insieme a tutto il CDA e gli uffici del GAL. E devo dire che sono veramente lusingato. Sicuramente con il nuovo CDA daremo continuità al lavoro svolto in precedenza con la pubblicazione di tantissimi bandi che permetteranno la crescita e lo sviluppo economico anche in questa parte di provincia. Sicuramente le tematiche che affronteremo sono quelli riguardo l'ambiente, l'innovazione, la digitalizzazione, perché ce lo richiede l'Europa. Quindi grazie e grazie a tutti noi per questa nuova attività che intraprenderemo. E la CGIL di Agrigento apre la campagna referendaria sui temi del lavoro e della cittadinanza. L'appuntamento il prossimo 3 marzo alle 9:30 presso l'Aula Pellegrino del Libero Consorzio Comunale Il Servizio. La CGIL di Agrigento ha promosso un incontro aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare le condizioni dei lavoratori e dei cittadini. L'evento, che si terrà il prossimo 3 marzo alle ore 9:30 presso l'Aula Pellegrino del Libero Consorzio Comunale di Agrigento in via Crone, alla presenza di Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia, è organizzato per lanciare la campagna referendaria sui temi del lavoro e della cittadinanza. Questa manifestazione, comunica il segretario della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi, fa parte della mobilitazione più ampia che la CGIL sta promuovendo a favore del referendum su questioni cruciali quali i diritti dei lavoratori e quello alla cittadinanza, con un forte focus sulla Sicilia e le sue problematiche locali. Questo incontro, dichiara il segretario generale agrigentino Alfonso Buscemi, rappresenta un'importante occasione per discutere delle iniziative in corso e sensibilizzare i partecipanti sul valore dei referendum proposti. In vista dell'incontro del 3 marzo saranno presentati referendum su cui sono state accolte ben 5 milioni di firme. La campagna referendaria mira a sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dei diritti dei lavoratori, la promozione di politiche inclusive per tutti i cittadini. La raccolta di firme è stato un passo importante per portare queste tematiche al centro del dibattito pubblico e l'incontro rappresenterà un momento di riflessione per illustrare nel dettaglio le proposte e gli obiettivi della campagna referendaria, permettendo così alla popolazione di prendere decisioni dirette su questioni che influenzano il loro futuro e i diritti fondamentali. Il referendum, conclude Buscemi, offre un'opportunità concreta per cambiare e migliorare la legislazione, mettendo il potere nelle mani dei cittadini. Dopo 5 anni di attesa ritorna a Favara la festa del Carnevale, presentato al Comune alla presenza del sindaco Antonio Palumbo e dell'assessore allo spettacolo Angelo Airò Farulla. Le interviste. È ormai un target consolidato che facciamo dal nostro primo giorno. Abbiamo cercato di fare anche nelle difficoltà e senza dotazione economica, coinvolgendo le associazioni, i cittadini, i ragazzi volenterosi, e riesce quasi sempre, quindi stiamo organizzando questo carnevale che ci permetterà dopo 5 anni di far rimanere i nostri ragazzi a Favara e divertirsi qua tutti assieme. È inutile dire che l'amministrazione mette il suo essere, mette la macchina burocratica, amministrativa, l'assessore Angelo Airò tutto se stesso, però tutto questo si può realizzare solo grazie alla volontà dei volontari, dei ragazzi, dei carristi, delle associazioni
che hanno deciso di mettersi in gioco sia a livello lavorativo che soprattutto economico, e su questo sono soddisfatto anche del fatto che comunque la città sta rispondendo, dando una mano d'aiuto a questi ragazzi che ci stanno mettendo di tutto. Quello che posso solo dirvi è augurarvi di passare 3 giorni di divertimento tutti insieme, con la testa sulle spalle. Dobbiamo divertirci, ma dobbiamo evitare incidenti, dobbiamo evitare le esagerazioni e soprattutto dobbiamo evitare di vanificare l'enorme lavoro che hanno fatto questi ragazzi e il divertimento, sano divertimento delle famiglie che saranno presenti. Il Carnevale quest'anno prevede 3 sfilate dei carri e una dedicata ai bambini. La prima sfilata partiremo sabato pomeriggio con partenza alle 19 e arrivo attorno alle 24. Si svolgerà in Viale Aldo Moro. Poi continueremo la domenica mattina in Piazza Cavour, il Carnevale dei Bambini, dove saranno presenti quasi tutte le scuole ballo di Favara, animazione e 2 associazioni. Ricordo il nome delle associazioni: AIDO e Diabete 1 per chiunque volesse delle informazioni. Poi proseguiremo sempre la domenica con la seconda sfilata che partirà in Corso Vittorio Veneto, sempre alle 19, con arrivo attorno alle 24. Poi ci fermeremo il lunedì per continuare il martedì con l'ultima sfilata. Partenza via Agrigento Scuole e arrivo a Valletta della Pace attorno a mezzanotte. Auguro a tutti un buon Carnevale. Divertitevi, divertitevi, divertitevi. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti ci stanno aiutando con piccole donazioni e anche grandi donazioni. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società per azioni con sede legale proprio a Catania, operante nel settore del trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, che ha permesso di rilevare una serie di violazioni alla normativa tributaria, ricostruire una maggiore base imponibile ai fini delle imposte dell'IRAP per oltre 95 milioni di euro, nonché un'IVA evasa per 1,8 milioni di euro. L'attività ispettiva origina da un'indagine di polizia giudiziaria che si è conclusa con l'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti di 9 soggetti, tra cui il legale rappresentante della verificata e i suoi familiari, collaboratori a vario titolo, indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode nelle pubbliche forniture e corruzione per atti contrari a doveri di ufficio. Parallelamente i finanzieri hanno riscontrato che nello stesso periodo la società ha dedotto indebitamente spese relative sia a una serie di fatture contabilizzate per il trasporto mai avvenuto di materiale inerte, costi dal reato, vale a dire quegli oneri calcolati in oltre 90 milioni di euro che l'impresa ha indicato in bilancio a fronte dell'attività di illecito smaltimento dei rifiuti oggetto di contestazione penale. Antonio Sfamemi, nuovo dirigente della Mobile di Palermo, ci anticipa un po' i punti operativi per il crack e il danno del momento, di servizio dei colleghi di Trapani. La Direzione Centrale Anticrimine, col coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha individuato 45 città, peraltro anche Palermo, dove le squadre mobili, di intesa, come l'ho detto, con gli organi dipartimentali, ma anche con i reparti di prevenzione crimine, anche con i commissariati sezionali distaccati, hanno organizzato ovviamente queste attività che poi sono di contrasto diretto alla devianza giovanile, un po' anche per monitorare i luoghi dove, lo sapete, ci sono queste aggregazioni di giovani e naturalmente prevenire le attività che poi sono quelle delittuose, le attività di reato, ma anche per cercare di individuare tutte queste zone, momenti, situazioni, luoghi di aggregazione giovanile e anche avere un monitoraggio tale che possa essere di utilità per la prevenzione futura. Il crack è assolutamente la droga del momento. Naturalmente, come sapete, è come dire la cocaina cucinata e comunque può essere ricavata in un modo abbastanza semplice. Ha un costo più contenuto naturalmente di alcune droghe, in particolare la cocaina,
e per adesso ha una diffusione non indifferente. Queste emergenze ci sono e ci sono state da varie attività investigative a tutti i livelli e anche in più province, non solo in quella palermitana. Questa diffusione va giustamente monitorata. E anche l'importante è individuare, come sapete, non tanto in questo caso il fornitore quanto il singolo spacciatore, perché come vi ho detto è di facilissima realizzazione, il danno del momento potremmo dire. Come dire, il furto, soprattutto col metodo, se così vogliamo dire, la spaccata, è certamente un'emergenza. Considerate anche il fatto che i sistemi di protezione passiva, le telecamere e quant'altro aiutano, ma aiutano fino a un certo punto, perché poi una macchina lanciata a tutta velocità da gente che vi posso dire mascherata o addirittura con i guanti, poi chiaramente c'è una difficoltà di individuarli. Più che una gang giovanile, questa è più considerata e considerabile da professionisti, cioè da bande strutturate, e quindi l'attività va affrontata con un'azione investigativa molto più strutturata di quella che è la semplice attività di ricognizione della telecamera. Linea alla regia per la pubblicità. Criminalità giovanile, operazione su scala nazionale con 73 arresti eseguiti dalle forze dell'ordine, tra cui 13 minori. Interventi anche nel messinese, ce ne parlano i colleghi di Messina. Si è conclusa una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata alla lotta contro la criminalità giovanile. Durante l'operazione sono stati denunciati 142 giovani in stato di libertà per vari reati, tra cui ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Le indagini hanno portato alla luce attività criminali compiute da giovani, sia in gruppi che singolarmente, incentrate su crimini contro la persona, il patrimonio e il traffico di droga. Nel contrasto a queste attività criminali sono stati impiegati oltre 1000 poliziotti, con operazioni che hanno coinvolto numerose province italiane. L'operazione ha avuto una portata nazionale mirata a sradicare il fenomeno della criminalità giovanile. Parallelamente, dal 20 al 23 febbraio si è svolta a Messina un'operazione ad alto impatto per contrastare la criminalità giovanile nella città. Sono stati effettuati controlli mirati nei principali luoghi di ritrovo giovanile, tra cui Piazza Cairoli, Piazza del Popolo e Piazza Unione Europea, nonché nei quartieri Giostra, Camaro e Villaggio Aldisio. L'operazione, che ha avuto l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire il coinvolgimento dei giovani in attività criminali, ha dimostrato l'impegno della Polizia di Stato nel contrastare la criminalità giovanile a livello nazionale e locale. E sabato 1 marzo alle ore 10 presso i locali della Camera di Commercio di Agrigento si terrà un importante incontro sulle opportunità economiche e commerciali negli Emirati Arabi Uniti, con particolare focus sul settore delle costruzioni e gestioni immobiliari. L'evento sarà aperto da saluti istituzionali e presentazione dei parti di vari rappresentanti locali e internazionali. La conferenza rappresenta un'occasione importante per esplorare le opportunità di collaborazione e investimento tra le imprese italiane e il mercato degli Emirati Arabi, specialmente nel settore delle costruzioni e delle gestioni immobiliari. Gli Emirati Arabi Uniti, con la loro economia in continua crescita e le strategie di diversificazione, offrono un ambiente favorevole per chi vuole investire e per quelle imprese che cercano di espandere la loro presenza a livello internazionale. Palazzo dei Leoni a Messina, si è conclusa la fase di ricognizione dei danni alluvionali alla rete stradale provinciale da Messina. La città metropolitana di Messina ha concluso la fase di ricognizione dei danni della rete stradale provinciale causati dalle alluvioni del 16 e del 17 gennaio. L'attività ha portato alla stima dei danni, che ammontano a circa 6,75 milioni di euro. Questo passaggio segna l'inizio dell'interlocuzione con la Regione Siciliana per la programmazione degli interventi necessari alla riparazione e messa in sicurezza delle strade provinciali danneggiate. La relazione sui danni è stata inviata al direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, con la richiesta di integrarla nel piano di interventi destinato alla riparazione delle infrastrutture. Nel frattempo la città metropolitana ha già avviato misure urgenti
interventi per garantire la sicurezza delle strade. Sono state effettuate opere di contenimento dei costoni rocciosi nelle strade provinciali 11 e 14 di Mongiuffi, 27 di Fiume di Nisi e Nizza di Sicilia. Inoltre è stato ripristinato il tratto franato sulla strada provinciale 119 di Patti e sono in corso opere di consolidamento su altre arterie. Il sindaco ha dichiarato: dalla ricognizione è emerso un quadro chiaro che definisce lo stato degli interventi e la quantificazione dei danni. Abbiamo proseguito le attività di messa in sicurezza garantendo il transito e riducendo al minimo i disagi per la popolazione colpita dagli eventi meteorologici di gennaio. Giornata di incubo per i passeggeri dei voli Lampedusa-Palermo e Palermo-Lampedusa che nella giornata di ieri hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea DAT. I viaggiatori, secondo quanto analizzato da Italia Rimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dal regolamento comunitario. Nella fattispecie il volo Lampedusa-Palermo doveva partire alle 7 del mattino e i passeggeri sono atterrati solamente alle 13:24. Un pesante ritardo che ha comportato disagi con altrettanto ritardo del volo Palermo-Lampedusa con partenza prevista alle 11 e i viaggiatori sono atterrati alle 15:14. Per lo sport vediamo ora la Goal Collection relativa alla 25esima giornata della Serie D Girone I curata da Wii Sport. Riaperto ufficialmente il campionato di Serie D, il Siracusa cade ad Acireale vedendosi dimezzare il proprio vantaggio sulla Regina che piega alla distanza l'Enna per 3-0. Il match di Aci e Galatea fa rimergere vecchi problemi che l'11 Aretuseo pensava di essersi lasciato alle spalle. I Granata d'altro canto vincono una partita dai 3 punti pesantissimi in chiave salvezza grazie al loro totem offensivo Benjamin Mokulu. La rete del momentaneo 1-1 di Susa, segno come al granilo, stavolta non porta punti. Regina, che si rifà sotto adesso distante 3 lunghezze dalla vetta grazie al 3-0 regolato all'Enna. Le reti di Porcino di testa e di Laribi, con una gran staffilata da fuori nel primo tempo, lanciano gli Amaranto alla vittoria, che nel finale viene consolidata dal Trese di Barranco. In piena corsa anche la Scafatese prevalsa sulla Vibonese per 2-0. Alla mezz'ora di gioco Molinaro si mette in proprio e apre le danze. Nel recupero ci pensa Gagliardi a mettere al sicuro i 3 punti. In ascesa le quotazioni del Sambiase che al photo finish supera il Castrum Favara per 2-1. Giallorossi avanti di un gol con la solo vincente di Maitini, parità ristabilita dalla gran rete di Sandro Baglione, gara che si decide al 95esimo con la giocata di Costanzo che regala al Sambiase una vittoria quasi sperata. Solo un gol tra Nuovegia Virtus e Paternò è pesantissimo. La rete di Viglianisi allo scoccare del primo minuto di gioco permette ai rossazzurri di sbancare il Dal Contres Barone. Un gol per parte nell'acceso derby tra San Cataldese e Nissa, ospite avanti con El Tato Diaz, da un argentino ad un altro il pari di Boniglia che vale la rete del definitivo 1 pari. Medesimo punteggio anche nella delicata sfida salvezza tra Sant'Agata e Licata. Padroni di casa in vantaggio con Abate, ci pensa il solito Calogero Minacori ad evitare una rovinosa battuta d'arresto. Nessun problema per il Ragusa che infligge all'Acragas un secco 3-0, la rete di Crisci lancia gli Iblei nel primo tempo, vantaggio consolidato nella ripresa dalle reti di Ametai e Solmonte. Esce temporaneamente dalla zona calda il Pompei, Corsaro all'Ocri con la rete di Sepe. Non cambia la sceneggiatura, sempre più thriller la zona retrocessione che coinvolge 8 squadre nel giro di 10 punti. Nessuno è salvo a priori, un cortocircuito potrebbe costare caro. Mentre in alto nessuna vertigine potrà essere giustificata, il Siracusa non può più commettere passi falsi. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per l'edizione di oggi e vi auguriamo una buona serata.